Evento sportivo presso gli showroom di Marocchi Natural Living e Dimensione Parquet, dove viene presentato il team Terremoto che si appresta a iniziare la sua quinta stagione sportiva. Gianni Panzavolta, una cornice di eleganza e design per questo evento. Perché avete sposato questa iniziativa di motociclismo? Ma direi che per prima cosa è perché sono un appassionato e anche Marzia lo è di moto, addirittura la guidava anche lei, guida le moto storiche e via di seguito, quindi c'è un'affinità data già dal piacere, dalla conoscenza e dal piacere di vivere la libertà della moto. L'altra è perché vogliamo stare vicino allo sport, ai giovani talenti che stanno venendo su. Ci sono qui ragazzi che hanno 15 anni, 16 anni. 20 anni, cioè, quindi essere vicini a loro e dare uno sprint giovane anche al nostro showroom, allo showroom della Marocchi Natural Living, dove è contenuta anche Dimensione Parquet, della quale faccio parte io. Quindi direi che è un momento molto bello per noi, per poter far vedere il nostro ambiente e far conoscere poi anche agli sponsor e via di seguito la nostra struttura, il nostro ambiente, il nostro concept store. Diciamo che quindi voi avete ospitato questo evento di motociclismo, non apparirà sulle moto il logo di Marocchi Natural Living perché è un po' il padrone di casa di questo evento, però l'interesse per la moto c'è. Sì, noi anche se non partecipiamo attivamente come marchi nell'attività, partecipiamo come persone nell'attività molto da vicino e con molta intensità e sempre presenti, tante notti, tanti giorni, tante sabate. So che lei è impegnato nel team Pasama, infatti. Sì, io ho seguito questo team dal 95-96 fino ad oggi ed è una passione, nient'altro che questa, per aiutare i ragazzi a raggiungere il loro obiettivo. E nel passato abbiamo aiutato anche piloti che oggi corrono nel mondiale, quindi nella MotoGP. Visto che Marzia Marocchi l'ha delegata sua moglie insomma, un po' a questo ruolo di anfitrione, dobbiamo dire anche due parole doverosamente sull'ambiente magnifico che sta ospitando questo evento, e comincerei proprio da Marocchi Natural Living. Marocchi Natural Living è un progetto dentro il quale tu puoi creare il tuo ambiente, la tua casa, il tuo design. Poi diamo la collaborazione a tutti i professionisti, i progettisti che vogliono ideare qualcosa di estremamente particolare e personalizzato. Le competenze della Marocchi sono tante, dal ferro battuto agli infissi fatti in metallo, dal corten al bronzo, l'ottone, tutta roba estremamente pregiata, e tutte le chiusure delle edilizie insieme. In più c'è la progettazione anche di prodotti estremamente particolari, tipo i tavoli con l'uso di materie prime che sono legate poi al legno, quindi il connubio del ferro e del prodotto naturale che è il legno ci sta creando la possibilità di offrire una visione al cliente di prodotti di design veramente particolari. Quindi il fatto di venire dentro, chiedere, capire e valutare non sempre ciò che è molto bello è molto costoso, a volte è solo intelligente. Se ben capisco, Panzavolta, Marocchi Natural Living è un progetto articolato che vuole dialogare e proporre ai professionisti, architetti eccetera, diciamo un ventaglio di proposte importante. Sì, diciamo che il professionista in collaborazione può tranquillamente sopperire a 5-6 figure professionali che dovrebbero dialogare tra di loro. Qui trovi il pavimento, trovi il rivestimento, trovi l'ecomalta, trovi il prodotto d'arredamento, puoi sviluppare un arredamento, come pure oggetti d'arredamento e nello stesso momento tutte le chiusure. Per far questo servono un insieme di persone e quindi di più artigiani che devono convenire in un'unica azione. Quindi la coordinazione diventa molto più interessante e forse anche molto più semplice sia per il professionista che per l'utilizzatore finale, un solo interlocutore. Siamo a Imola, Dimensione Parquet ha la sede produttiva a Castel San Pietro, lei è il titolare di Dimensione Parquet e alle nostre spalle si possono vedere proprio alcuni di questi prodotti che voi proponete qui. I nostri prodotti sono stati studiati con una ricerca che è durata 3 anni e sono prodotti completamente atossici, non contengono metalli pesanti che sono presenti in tante finiture. Il nostro prodotto è un prodotto completamente atossico, antibatterico.
E questo ci ha forse distinti e ci ha permesso di fare lavori particolarissimi. Abbiamo fatto tutte le finiture della sede di Bulgari. Pochi giorni fa abbiamo completato la casa di Nibali in Svizzera. Cioè, stiamo facendo lavori di grande prestigio, adesso non mi dilungo su queste cose, però abbiamo un prodotto che sicuramente fa la differenza, ma non è tanto più costoso di tanti altri prodotti che non fanno questa differenza. Ilaria Cheli, presidente di Terremoto, vi state apprestando ad affrontare la vostra quinta stagione sportiva. Sì, decisamente un'annata impegnativa. Quest'anno ci presentiamo al campionato italiano velocità con 3 piloti, mentre nel mondiale con un pilota, con la classe 300 che è una nuovissima classe, nata da 2 anni, che ha preso un sacco di piede. E poi abbiamo anche un ragazzo che fa la 600 Supersport sempre nel campionato italiano velocità. Quali sono le vostre aspettative? Allora, le aspettative, noi siamo un team molto familiare, quindi l'aspettativa iniziale, visto che abbiamo dei ragazzi giovani, nella 300, che è comunque una categoria di spicco e che avrà un grande successo nell'avvenire. Il Mondiale Superbike parla già di prendere parte a quasi tutto il campionato, anche alle gare extracontinentali, che attualmente invece facciamo solamente le europee. E questo vuol dire che comunque stanno investendo anche a livello mondiale in questa nuova classe. Abbiamo dei ragazzi giovani, quindi le aspettative sono alte, visto che abbiamo un 14enne, un 16enne, un 21enne, quindi ragazzi decisamente debuttanti. Detto dei ragazzi, diciamo anche delle moto, sono Yamaha. Sì, sì. Yamaha, noi abbiamo sposato la causa Yamaha già da diversi anni, sia con la classe 600 che con la classe 300. Abbiamo l'appoggio della concessionaria Moto 2000 e anche l'appoggio personalmente proprio di Yamaha Italia e in questo caso da quest'anno anche da Yamaha Indonesia, visto che Immanuel è indonesiano. Ecco, quindi un team che guarda sempre più a una dimensione internazionale. Sì, internazionale. Immanuel quest'anno sarà il primo anno che correrà con noi, speriamo anche per altri anni nel futuro, ci piace, è un ragazzo promettente, ha delle grandi qualità, siamo già andati a Misano a fare dei test e ci è piaciuto molto. E 2 parole anche su questa cornice elegante che vi ospita oggi. Super elegante, vorrei aggiungere, la Marocchi Natural Living che ci ha ospitato a casa sua, grazie anche al connubio con Gianni Panzavolta, che è la persona che ci ha aiutato a creare tutto questo. Gianni è del Team Pasama, Marzia è la sua compagna, ci ha gradevolmente ospitato a casa sua, oltre ad essere un ambiente familiare anche molto fashion ed elegante. Gabriele Cottini è quello che guiderà la moto di più alta cilindrata del team, è allora un impegno particolarmente di prestigio. Sì, dai, oramai è diversi anni che partecipo con la 600 e niente, speriamo di far bene e farò un po' da maestro a tutti i ragazzetti perché io sono un po' più grande di loro, quindi speriamo bene, via. La mia carriera è partita nel 2003. Sono partito nel trofeo Yamaha nel 2003, avevo 16 anni, nel 2004 ho vinto la categoria Under 25, sempre trofeo Yamaha, poi ho partecipato al 1000 Stock nel 2005, mi sono dovuto fermare per un po' d'anni per causa budget, sono tornato nel 2011, ho vinto il Premier Cup 600 Stock e da lì ho partito nel CIV sempre 600, sono stato il miglior rookie di categoria, ho fatto quinto assoluto. Quindi un po' di soddisfazione mi sono cavati. Quest'anno insieme al team Pasama speriamo di riuscire a vincere il nostro campionato. Immanuel Pratna per la prima volta in un team italiano dopo essere stato diverse volte, diversi anni, protagonista nel suo paese, in Indonesia, non solo, ha vinto anche la 4 ore di Suzuka, partecipa con la 300 cm3 al mondiale. Che aspettative hai in questa tua prima volta in un team italiano? Well, at first, I'm so happy being here. This is my first season in the World Championship. Of course, it's still a bit nervous for me, but it's also exciting. And for the result, I hope to be in the top 5. But let's see how the test goes, and let's see how I do it. Con l'aiuto di Max andiamo a tradurre. Allora, ha detto che è molto felice di essere qui e che le sue aspettative sono buone, nel senso che lui vorrebbe arrivare nei primi 5, però vedremo come vanno i test
e vediamo cosa le riserva il futuro. Insomma. Gabriele Esposito parteciperà al campionato italiano velocità, 300 cm cubici la sua moto, prima volta nel team Terremoto. Esatto, sì. Ma mi aspetto grandi cose, soprattutto perché ho visto già i risultati di questo team negli anni scorsi e soprattutto non devo deludere la mia famiglia, diciamo che fa tanti sacrifici e niente, spero soprattutto di divertirmi, prima cosa, e dare tanto gas.